Amici di WeSport, un cordiale saluto da Antonio Caroè. 28ª giornata del campionato di eccellenza e scontro al Marullo di Bisconte e derby tra Camaro e Città di Messina. Partita che si presenta da sola, partita dai 1000 volti, incroci, duelli da entrambe le parti. Il Città di Messina ha un punto dalla matematica. Promozione in Serie D, il Camaro in piena bagarre playoff da una parte e dall'altra. Ci sono tante motivazioni per cercare di raggiungere i 3 punti. Il Marullo è gremito in ogni ordine di posto. È una festa per il calcio cittadino messinese. Andiamo a vedere i 22 che scenderanno in campo e partiamo dal Città di Messina di Mister Furnari che si schiera con il 3-5-2, Paterniti tra i pali, linea difensiva consolidata con Salvatore Leo, Filistad e Bombara sugli esterni. A centrocampo ci vanno Fragapane e Di Stefano, Silvestri, Cardì e Costa in mediana, Lo Giudice e Codagnone in avanti. Risponde il Camaro di Mister Ferrara con Mannino tra i pali, linea difensiva a 4 con Cappello, Munafò, Pettinato e Mondello. A centrocampo agiscono Falcone, Assenzio e Ancione, in avanti Buda, Paludetti e Rossano. Le squadre fanno il loro ingresso in campo insieme all'arbitro Romanelli della sezione di Lanciano, sui assistenti Gennuso e Di Dio della sezione di Caltanissetta. Il Camaro non vorrà lasciare nulla per strada. Ricordiamo la gara d'andata decisa soltanto al 90° dalla zambata di Franco Lacorte. I due capitani Bombara e Cappello a centrocampo, maglia bianca, inserti giallo-rossi per il Città di Messina, classico completo nero-verde per la formazione del Camaro, doppia inquadratura per WeSport oggi per regalarvi lo spettacolo del derby che può iniziare. Il Città di Messina attacca da sinistra verso destra in questa prima frazione, viceversa il Camaro, subito un affondo dalla destra, il pallone arriva a Buda che prova con il mancino, la sfera finisce alle stelle, ci prova il numero 11 che alla fine risulterà essere uno dei migliori del Camaro. Ancora in avanti la formazione di Mister Ferrara con questo tentativo in volée da parte di Assenzio, pericolosissimo il numero 8. Il pallone si perde di poco sul fondo, c'è un primo sussulto dall'altra parte per il Città di Messina che vale la prima ammonizione per Pettinato, peserà tantissimo nell'economia della partita. Città che si riversa in avanti adesso con Di Stefano che prova la conclusione dai 40 metri. Tanta personalità per il classe 99 che però calcia in bocca a Mannino, calcio di punizione dall'altra parte per Mondello e la mattonella preferita del difensore goleador del Camaro. Allontana tutti dal punto di battuta. Va Mondello con il sinistro, il pallone in due tempi viene parato da Sebastiano Paterniti. Città di Messina che ci prova dall'altra parte con Damiano Lo Giudice che crea il panico sulla sinistra, prova a rientrare sul destro, mette il pallone dentro, smanacciato da Ivan Mannino. Regge l'equilibrio al Marullo di Bisconte, le due squadre si rispettano. Prova in qualche modo il Camaro qui con questa azione confusa a cercare la conclusione verso la porta di Paterniti. Ancora Mondello, la sfera arriva a Paludetti che allarga in maniera saggia verso Cappello, destro potente, forse deviato, non per il signor Romanelli che indica il fondo. A una manciata di minuti dalla fine del primo tempo Paludetti si scatena, salta Bombara, si presenta davanti a lui Filistad, salta anche lui, pancino Paterniti. Cosa ha preso Sebastiano Paterniti? Clamoroso intervento dell'estremo difensore del Città di Messina che nega la gioia del gol a uno splendido Marco Paludetti. Lo riapprezziamo da tutte le angolature, amici della WeSport. Spettacolare Sebastiano Paterniti, spettacolare Marco Paludetti. Qui chiude Munafò e anche l'ultima occasione della prima frazione, duplice fischio di Romanelli che manda le due squadre a riposo, regge l'equilibrio al Marullo di Bisconte. 0-0 tra Camaro e Città di Messina, meglio il Camaro in alcune circostanze, pericolosissimo con Marco Paludetti. Ancora a reti bianche, si apre il secondo tempo, non cambia nulla nei 22 che scendono in campo. La prima occasione ce l'ha Paludetti, Bombara chiude incredibilmente in calcio d'angolo l'azione, però viene fermata per posizione di fuorigioco. 3 minuti dopo il Camaro passa con Rossano che approfitta di questa rimessa laterale. Assenzio riesce a spizzare quel tanto che basta e Alessio Rossano trova il gol che batte Sebastiano Paterniti. Il classe 99 vuole mettere i bastoni fra le ruote alla festa promozione del Città di Messina. Ancora Camaro con Paludetti, il tiro viene deviato in calcio d'angolo, corre ai ripari Mister Furnari, adesso è 3-4-3 con l'ingresso di Pasquale Princi al posto di Alessandro Fragapane. L'impatto dell'ex Camaro è spaventoso, salta Mondello con un tunnel, trova il fondo, mette il pallone dentro, non c'è nessun compagno pronto a battere in rete. Che grinta da parte di Pasquale Princi, esce uno spento Lo Giudice ed entra Rosario Rasana nelle fila della Città di Messina, ma è ancora il Camaro a provarci. Ancione per Paludetti, il colpo di testa si perde di poco alto
rinvio da parte di Paterniti, il pallone viene toccato in avanti, se lo ritrova Rasà che viene atterrato da pettinato. Arriverà il secondo giallo per il difensore di Mister Ferrara e dunque il Camaro rimane in 10 uomini. Ci sarà un pericolosissimo calcio di punizione per il Città di Messina, dispone la barriera Mannino. Sul punto di battuta si presenta Francesco Cardia, qualche passo, il pallone supera la barriera, va all'incrocio dei pali, Francesco Cardia al minuto 79 trova il gol del pareggio, trova l'11ª gioia in campionato, la 12ª stagionale, trova il gol che molto probabilmente varrà la promozione in Serie D per il Città di Messina, dedica verso le tribune con un cuore, dedica verso la moglie, verrà allontanato anche Pasquale Ferrara per proteste nei confronti di Romanelli, entra Quintoni per Codagnone nelle fila della Città che adesso può approfittare degli spazi in ripartenza. Rasà mette dentro Sciotto, fa gli straordinari su Pasquale Princi, si fa male Capitan Cappello nelle fila del Camaro, esce tra gli applausi, al suo posto Gazzè, ancora Città in avanti, la sfera se la ritrova Rasà che riesce ad accarezzarla con il destro, solo palo per l'attaccante ex Milazzo, sfiora il 2-1 il Città di Messina, rivediamo anche dall'inquadratura dietro la porta, oggi offerta per voi dalla Wii Sport. Rasà si dispera ma ne avrà un'altra di occasione, lanciato in rete da Quintoni, ancora Rasà con il destro, clamoroso errore stavolta da parte dell'attaccante. Game over al Marullo di Bisconte, triplice fischio, può partire la festa promozione della Città di Messina che torna in Serie D grazie al pareggio per 1-1 al Marullo di Bisconte. Al gol di Rossano ha risposto Francesco Cardia. La stagione si chiude con 2 giornate d'anticipo per la formazione di Mister Furnari. Applausi al Camaro che mantiene 3 punti di vantaggio sul Paternò che cade contro il Sant'Agata. Un cordiale saluto amici della Wii Sport e alla prossima.